pace a tutti, è una gioia essere insieme a voi questa sera, è già la seconda volta che ci troviamo in una sala consiliare. La prima volta è stata a Orta di Atella e lì c'era una maggiore presenza di cittadini. Questa sera siamo un po' tra di noi, ma non importa, la prossima volta questa stessa manifestazione la faremo in piazza, così tutta la città potrà ascoltare che serviamo un Dio grande. Alleluia. Orta di Atella è stata una bella manifestazione, però non c'è il sindaco. E io sono pastore sia a Castelvolturno che a Orta di Atella e queste due località hanno una caratteristica, hanno lo stesso codice di avviamento postale 8103 e quindi stasera sono particolarmente felice perché oltre che più o meno, però io sto qua, vedi, qua ci stanno le altre della chiesa di Orta di Atella per un'evenienza 2 ore. l'argomento che abbiamo ma io che se non guardo adesso riesci riguarda più o meno una bellissima frase che Gesù disse a conclusione di un bellissimo discorso che egli fece quando si trovava ormai al termine del suo ministero in quella cortile, in quella sala del trono del tesoro lì nel tempio. poi che lui finisce, no? E aveva sai come si fa a la cambiare? sua missione divina. Dice che egli
Ebbene, fratelli cari, quando accettiamo Gesù, quando accettiamo la verità ci libera innanzitutto dal peccato. E la conseguenza del peccato è la morte eterna. Gesù ha detto: chi crede a me ha vita eterna. Non dice avrà, ma ce l'ha già da ora, ha vita eterna. E allora vogliamo con tutto il cuore credere nella verità. Chi crede in me ha vita eterna. Alleluia. In Romani, capitolo 8, dice che non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, per coloro che credono nel Signore Gesù, perché lo Spirito della vita ci ha liberati dalla schiavitù del peccato. Quanti, alleluia, prima di conoscere Dio erano schiavi di cattive abitudini, ad esempio, schiavi della droga, schiavi del fumo, schiavi del gioco, schiavi di tanti peccati che allontanavano l'uomo dalla pace, dalla gioia, dalla verità e dalla comunione con Dio. Ma grazie a Dio che il Signore viene per mezzo della sua parola, spezza ogni legame col peccato e ci libera completamente. Ma non solo, il Signore ci libera dal peccato, ma liberandoci dalla morte, Egli ci libera anche dalla paura. Quale uomo non ha paura? Noi abitiamo in Castelvolturno, che è una città con tanti problemi. E molti abitanti di Castelvolturno hanno finanche paura. Le donne, ad esempio, di camminare sulla Domiziana, perché ne serve qualcuno delle bus, hanno paura di essere rapiti, hanno paura se aprono un esercizio commerciale che qualcuno, oltre allo Stato, che già ci tassa abbastanza, che qualcuno va a bussare a quelle parti per ricevere altro denaro. Hanno paura, perché c'è tanta violenza in giro, hanno paura anche delle istituzioni che non sempre governano e amministrano la città a favore dei cittadini, anzi spesso, e qui mi dispiace che manca il sindaco, spesso avviene proprio il contrario, che pensano solo ai propri interessi e la gente ha paura finanche di andare a votare. Abbiamo paura di mille cose, ma Cristo Gesù ci libera. Dice Giovanni, l'apostolo dell'amore, che la paura viene cacciata via dall'amore perfetto, perché chi ha paura di solito è perché sente il pericolo o l'imminenza di un giudizio, di una condanna. Ma chi è in pace con Dio? Chi ha fatto pace col Signore? Chi ha ricevuto il perdono di tutti i suoi peccati? Non ha più paura. È vero di dire la verità. Tanto al massimo ci presentano. L'hanno fatto a Gesù. E noi che serviamo un grande Dio, non abbiamo nemmeno paura di essere magari perseguitati per Cristo. Gloria al nome di Gesù. Ma poi Gesù ha detto anche ai suoi discepoli: non siate con ansietà, solleciti di cosa, di come vivremo domani, se vivremo, se mangeremo, se berremo, se ci vestiremo. Ed egli
gigli. E il giglio delle valvole è un fiore bellissimo che sorge lì in Israele, dice è rivestito con abiti sontuosi come quelli del re Salomone. Dio veste anche i fiori della campagna. A maggior ragione si prenderà cura di te che non voti, di te che credi in lui, di te che lo cerchi con tutto il tuo cuore. Se c'è un male che affligge l'umanità oggi è proprio l'ansia, è proprio